Oh, che se troviamo punti œuf per forza le Pasqua, un anno fa, e proverbi, e lo abbiamo ricordato un paio di fa, e su sui leaf l'acqua sui ciap, che poi quest'anno è andata mica proprio precisa, dovrei cominciare domani dopo, fa un po' freschino a Pief, però non stiamo qua a utilizzare che mica di trovare il pelin dell'œuf, tanto per parlare di œuf. Anzi, in che, siccome le Pasqua parlano di œuf, ma anche perché terminiamo un primo giro di proverbi in milanese o comunque dell'ambito di Milano e della Brianza, proprio dopo un anno a quel famoso proverbio, anzi domani scade diciamo così questo anno e quindi faccio un po' gli ultimi proverbi su questa tematica, dopo cominceremo un'altra serie. E in quelle Pasqua, oggi non fai auguri con ti altri video, però che se fermo un momentino sui modi di fa Pasqua, vuol dire sì, celebrare la Pasqua, comunicarsi per Pasqua, no, secondo le norme della Chiesa i fedeli si devono confessare e comunicare una volta all'anno, almeno a Pasqua. Però a Pasqua si intende dire chiaramente anche fare festa, e a Pasqua cos'è che si fa? A Pasqua si mangia il cavret e l'insalatina con ticiap. Agnello, capretto sono piatti tradizionali, non soltanto ovviamente per Milano, anzi l'agnello derivando dalla tradizione ebraica è un po' un piatto comune, o agnello o capretto, e l'insalatina con ticiap, cioè con tiefi in ciappa, cioè in diurì, che avevamo citato appunto nell'altro proverbio. Infatti io fin ciappa e merita sempre il nostro cherubini, i nostri vocabolari che questo grande studioso ha fatto a metà dell'Ottocento. Io fin ciappa, o anche de Perù ciap, uova sode, uova cotte in acqua o a grado di sodezza, dice lui, che poi si sogliono imbandire bipartite, cioè tagliare a metà, specialmente per Pasqua Maggiore, la quale perciò è detta anche Pasqua d'uovo, cioè la Pasqua vera e propria, detta anche Pasqua d'uovo, perché appunto celebrata con le uova, che sappiamo sono simbolo di vita, di rinascita, eccetera. Quindi, su no cosa che avevi mangiato in che o cosa che avete mangiato, cosa che avevi preparato, cosa vuoi fare anche per domani, in totale, dicono che con te fin ciappa si augurano anche a mo una buona Pasqua e un buon lunedì dell'angelo per domani, che però si vede anche a mo a parlare anche a mo di œuf. Ciao ciao a tutti!